Muore un commerciante di Canicattì ed il sindaco di Sambuca affida il comune alla Madonna, la regione pronta a misure restrittive. Non tutti i siciliani hanno ricevuto la cassa integrazione, aspettano ancora in 28.000, flop del click day per le aziende, arriverà un'ispezione. Tavola rotonda della CGIL di Agrigento, da domani via al primo weekend fai d'autunno. Vince la Sicilia a rappresentarla in una competizione voluta dal Ministero dell'Istruzione all'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della situazione Covid in provincia, 46 tamponi positivi a Sambuca di Sicilia. Il sindaco Leo Ciaccio affida la comunità alla Madonna e muore causa Covid un commerciante di Canicattì. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Anche in provincia di Agrigento aumentano i casi Covid, diversi centri interessati come Ravanusa, Palma di Montechiaro, Canicattì, Lampedusa e Sambuca di Sicilia, probabile zona rossa in futuro. A tal proposito arriva puntuale una comunicazione dell'assessore alla salute Ruggero Razza, che afferma come nella giornata di oggi, alla luce della valutazione sull'andamento epidemiologico, l'assessorato alla salute proporrà al presidente della regione l'adozione di provvedimenti contenitivi per alcuni comuni e aree caratterizzate da un numero elevato di contagi. Nell'Agrigentino infatti a preoccupare è il comune di Sambuca di Sicilia, dove in appena un giorno si è passati da 0 contagi a ben 52. Nella serata di ieri il sindaco Leo Ciaccio ha comunicato anche la positività di 46 tamponi, molti provenienti da una casa di riposo dove erano ospitati 2 anziani deceduti negli scorsi giorni. Da oggi a Sambuca è in vigore l'ordinanza del primo cittadino con cui si chiudono le scuole, gli uffici comunali fino a sabato, i negozi e le attività commerciali chiuderanno alle ore 18. Inoltre saranno adottate alcune misure di attuazione della disposizione impartita dal presidente della regione Musumeci sullo screening diagnostico su un campione significativo della popolazione. In merito abbiamo sentito stamani il direttore generale dell'ASPRE, dottor Mario Zappia. Sambuca penso che verrà dichiarata zona rossa oggi, quindi adesso con la prefettura, con l'assessore, già mi ha chiamato stamattina, l'assessore Razza, e quindi con i nostri uffici ci stiamo predisponendo per questo. Vorrei dire, lo ripeto anche a voi perché l'ho detto in tutte le sedi, che l'epidemia, la pandemia che abbia questo corso era prevedibile, che con l'inverno ci saremmo complicati è prevedibile. Nessuno si aspettava che nel periodo di liberi tutti noi, i ragazzi un po' di più nel Movida, ma tutti noi abbiamo allentato la guardia. Quindi il fatto che adesso ci sono positivi non mi stupisce, perché sono dell'avviso che nessun comune d'Italia è esente dal Covid. Però mi preoccupo, lo dico ancora una volta, quando non troviamo i positivi in un comune, perché vuol dire che noi non abbiamo fatto il nostro dovere bene, quindi di tracciare bene. Ricordo che i positivi asintomatici non individuati sono quelli che diffondono la malattia. Nel momento in cui invece individuiamo i positivi succedono 2 cose buone: una, che li individuiamo e tracciamo tutti i parenti o i contatti che hanno avuto; seconda, che appena c'è un positivo in un paese, lei penso che ne conviene, tutti noi ci allarmiamo, allora a partire dai nostri ragazzi e gli altri si preoccupano, si mettono la mascherina, stanno più attenti, quindi l'allerta è importantissima. Noi abbiamo una sola arma in questo momento contro il virus: mascherina, distanziamento e igiene, non c'è altro. Quindi se noi li individuiamo vuol dire che abbiamo lavorato bene. Le strutture ospedaliere come sono organizzate rispetto a questo ritorno della pandemia? Allora, questo è il motivo, cioè quello che mi sta facendo, stiamo lavorando solo, non dico solo per questo perché esagero, ma prevalentemente per questo. Allora, stiamo predisponendo in tutti i nostri ospedali una zona Covid con terapia intensiva, subintensiva ed urgenza ordinaria. Stiamo lavorando, proprio ieri sono stato a Ribera e sono iniziati già i lavori per l'ospedale Covid della nostra provincia. Quindi ieri già stavano spostando, Ribera ospedale Covid, sì. Poi ad Agrigento, a Sciacca, a Canicattì e forse anche a Licata, non in tutti i posti uguali,
avremo dei settori e dei percorsi per i pazienti Covid. Il principio che vorrei ribadire è che noi abbiamo il dovere di curare, di essere curati nel posto in cui viviamo, perché questo è un principio sancito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io non posso costringere un malato, un paziente o la famiglia o i parenti ad andare a 100 km, a 200 km, mi sembra una cosa inumana. Quindi abbiamo il dovere per quanto sia la condizione clinica, poi il primo dovere è curarlo bene. Noi ci stiamo attrezzando per questo, stiamo lavorando tutti. Direttore, un'ultima domanda, ecco, le scuole, si vive questo momento di grande preoccupazione per i genitori, le famiglie, le scuole, abbiamo visto che addirittura a Napoli, in Campania, il Presidente ha chiuso le scuole, ecco, cosa c'è da dire in merito, che raccomandazioni fare, magari non farsi prendere dal panico, qualche consiglio a chi ci ascolta? Io vi posso dire quello che è il mio pensiero, che deriva anche un po' dalla conoscenza di quello che è la condizione. Le scuole stanno lavorando bene per mettere in campo quindi tutto il personale, dai presidi fino al personale ATA, agli assistenti, alle persone con disabilità, stanno tutti mettendo in atto tutte quelle pratiche di distanziamento, tutte quelle pratiche di prevenzione, quindi le scuole per me stanno lavorando bene. Il problema della Campania, ma è anche nostro, sono i trasporti o i ragazzi dopo la scuola. Perché noi li abbiamo a scuola, 1 metro di distanza, tutti mascherina, appena uscivano dalla scuola erano tutti senza mascherina. Oggi devo dire che con la paura e con i casi positivi in ogni paese vedo mascherine anche fra ragazzi che si assemblano. Noi dobbiamo lavorare per evitare di chiudere generalizzato, quindi noi dobbiamo fare la nostra parte nell'essere pronti a individuare le persone, poi dobbiamo avere gli ospedali attrezzati quanto più possibile. Però ognuno di noi, la scuola, la famiglia, le comunità devono stare attenti perché non ci vuole molto. Mascherina, distanza e pulizia. Parliamo ancora di coronavirus. La regione Sicilia pronta a misure restrittive nei comuni che contano un numero elevato di positivi. Vediamo. I contagi aumentano, l'assessorato alla salute proporrà provvedimenti contenitivi per i territori con più contagi. Nella giornata di oggi, alla luce della valutazione sull'andamento epidemiologico, l'assessorato della salute proporrà al presidente della regione siciliana l'adozione di provvedimenti contenitivi per alcuni comuni e aree caratterizzate da un numero elevato di contagi da Covid-19, lo dice l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Inoltre saranno adottate alcune misure di attuazione della disposizione impartita dal presidente della regione sullo screening diagnostico su un campione significativo della popolazione. Entriamo in una fase dell'epidemia che deve ancora di più caratterizzarsi per la rapidità delle decisioni, aggiunge ancora l'assessore Razza. Ai cittadini, prosegue, mai come in queste ore chiediamo di contribuire con la propria adesione ai protocolli di prevenzione del contagio. In una fase diversa della pandemia siamo stati la regione che attraverso la sua compostezza ha sorpreso l'Italia. Non possiamo sbagliare adesso perché nessuno vuole tornare ad una serrata che metterebbe in ginocchio la già fragile economia del nostro territorio. E intanto i casi galoppano nei diversi comuni del territorio siciliano. La gente deve fare i conti con una paura che tarda a dissolversi. Fa paura entrare al supermercato, incontrare la gente, fa paura portare i bambini a scuola, fa paura condurre la vita di ogni giorno, quella quotidiana fatta di piccole cose. Il Covid ha cambiato le persone, ha cambiato l'anima delle persone. Ora più che mai occorre restare uniti, ora più che mai occorre prendere provvedimenti che possano aiutarci quantomeno ad arginare e contenere la diffusione della pandemia. Purtroppo la situazione non è delle migliori perché oltre il numero di positivi che si attesta ormai sopra i 100, ma questa ormai non è una novità, c'è stata questa notizia ieri che ha spezzato il cuore di tutti noi del decesso di un nostro concittadino. Per questo cresce la paura, è normale, è inevitabile. Questo nostro concittadino era affetto da altre patologie, non sappiamo effettivamente la causa del decesso, ma era positivo al Covid, quindi era fisiologico che
crescesse un po' il panico e la preoccupazione di una popolazione che diciamo in questo momento è come se fosse in stato d'assedio. Ieri era come vivere un film dell'orrore, eravamo assediati dalle forze dell'ordine che ovviamente fanno il loro lavoro, ma mi metto nei panni delle tante persone, delle tante famiglie in isolamento che non riescono a capacitarsi come questo sia potuto succedere. Intanto faccio le mie personali condoglianze, quelle di tutta l'amministrazione e di tutta la comunità che si stringe attorno alla famiglia del defunto. È il momento di farsi forza e di stringerci in un abbraccio virtuale per superare questo difficile momento. Ma siamo una comunità forte, siamo una comunità tenace e supereremo anche questo difficile momento. I cittadini stanno collaborando, sono tutti i positivi e anche quelli in isolamento fiduciario stanno rispettando le regole. Ringrazio le varie associazioni di volontariato che ci stanno dando una mano d'aiuto, stiamo recapitando farmaci e beni di prima necessità direttamente a casa alle persone positive. Oggi arriverà una fornitura straordinaria da parte di un altro volontario di mascherine e di disinfettanti, e questo è il momento di stringerci come una vera comunità come la nostra sa fare. Anche rivolgo l'appello a tutto il circondario. Sono sicuro che questo ci renderà tutti più forti e consapevoli che il nemico è ancora da sconfiggere, quindi usiamo tutte le precauzioni del caso, nessuno è immune, e questo di Gala di Mamertino sia un esempio per tutte le altre comunità, che ringrazio anche per la solidarietà che ci stanno esprimendo. Mi sento inoltre di tranquillizzare i miei concittadini e voglio che questo messaggio arrivi forte. Non sono soli, soprattutto quelli risultati positivi. L'amministrazione c'è, è presente, è in contatto con le autorità competenti. Da oggi la Guardia Medica è attiva 24 ore su 24, stiamo cercando, hanno mandato anche un altro presidio, un'altra unità fissa dell'USCA per fare i tamponi molecolari, e stiamo cercando in tutti i modi di ottenere anche un'ambulanza, un presidio di ambulanza fisso a Gala di Mamertino. Quindi dico loro per quanto possibile di stare tranquilli, che noi siamo presenti e usciremo presto da questo incubo. Litigano per una donna a Camporeale, muore un giovane di 26 anni, l'assassino ha confessato, l'omicida a 28 anni ha sparato 3 colpi di pistola, era geloso dell'ex fidanzato della sua ragazza, continuava a cercarla, non si rassegnava che ormai stava con me, racconta i dettagli nel servizio. Una di quelle scene da film impensabili perché troppo violente e crude, ma che rappresenta invece la nuda verità. 3 colpi di pistola calibro 38, quelli sparati al culmine di una lite violenta per una donna. Così ieri sera, poco prima delle 23, Michele Mulè, 28 anni, residente a Camporeale, ha ucciso Benedetto Ferrara, un giovane di 26 anni, residente invece nella vicina Partinico. Mulè si è costituito ai carabinieri nella notte ed è stato fermato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Ora si trova in carcere al Pagliarello a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 28enne ha subito ammesso di aver sparato al suo rivale in amore, consegnando spontaneamente il revolver con cui ha fatto fuoco. Non è ancora chiaro chi abbia avuto una relazione con la ragazza dell'altro. Nelle prossime ore gli inquirenti interrogheranno il reo confesso e la ragazza per ricostruire nei minimi dettagli il puzzle che compone la vicenda. L'omicidio è avvenuto in piazza Marconi, a pochi metri dalla chiesa del paese. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di salvare il giovane, ma non c'è stato nulla da fare. Benedetto Ferrara è morto nella piazza del paese per le gravi lesioni riportate a causa dei proiettili all'addome e al torace. Da una prima ricostruzione messa insieme dalle testimonianze di chi ieri sera si trovava sul luogo dell'omicidio e dalle prime parole proferite dal presunto colpevole, pare che il delitto passionale sia andato in scena dopo una violenta lite in cui la vittima, con precedenti penali per furto e rapina, avrebbe accoltellato il rivale.
Solo a quel punto il presunto omicida sarebbe andato a prendere la pistola con cui avrebbe poi ferito mortalmente il 26enne, una ricostruzione che ora è al vaglio del sostituto procuratore di turno e che i carabinieri della compagnia di Partinico, guidati dal capitano Mario Petrosino, cercano di confermare con i filmati delle videocamere della piazza. Esprimo viva condanna per l'omicidio commesso proprio davanti alla chiesa di Camporeale, dice don Antonio Caruso, arciprete di Camporeale. Elevo al Signore la mia preghiera e sono vicino ai familiari. Un palmese di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro con i colleghi della sezione operativa della compagnia delicate militare dell'Arma dopo aver monitorato per diverso tempo LVM di 41 anni. Hanno deciso di intervenire. Sospetti erano appunto che potesse detenere una pistola clandestina di dubbia provenienza. Dopo essere entrati nell'abitazione celata in un immobile della stanza da pranzo, i carabinieri hanno trovato una pistola di fabbricazione tedesca marca Edge Affen West Germany Browin calibro 7,65, un'arma munita di cartucce caricatori monofilari pieni entrambi per un totale di 14 cartucce. Il palmese è stato arrestato, accertamenti saranno effettuati sull'arma. Fallito il click day in Sicilia, il governatore Musumeci ordina un'ispezione e striglia i dirigenti. I dettagli nel servizio. Dopo il flop si tenta la ripresa e ripartire da zero. Il governatore siciliano Nello Musumeci ha costituito un collegio ispettivo per accertare eventuali responsabilità sul mastodontico flop del click day del bonus destinato dalla regione siciliana alla concessione di contributi a fondo perduto alle microimprese dell'isola danneggiate dall'imponente crisi del lockdown. Come ha riportato l'ADN Cronos, il presidente della regione siciliana, con apposito decreto firmato nei giorni scorsi, ha nominato dirigenti interni dell'amministrazione regionale e anche soggetti esterni al fine di verificare le procedure previste per la concessione dei contributi sul bonus Sicilia e la relativa gestione. Ma non solo, Musumeci ha anche scritto, come si apprende, una lettera riservata dai toni molto duri, con la quale esprime il proprio disappunto su quanto avvenuto a 2 dirigenti generali. I destinatari delle lettere sono i dirigenti generali dell'ARIT e delle attività produttive della regione siciliana Vincenzo Falgares e Carmelo Frettitta. Nel decreto il governatore Musumeci ricorda di servizi creati alle imprese dopo la sospensione e l'annullamento della procedura e le conseguenti ripercussioni sull'immagine dell'amministrazione regionale. Sia De Cisal non ci stanno e rispondono: Musumeci dopo il flop del click day farebbe meglio tacere. Il governatore Musumeci torna a scagliarsi contro i dipendenti della regione siciliana, definendoli inutili e ribadendo le frasi offensive dei mesi scorsi contro le quali abbiamo già sporto querela. Sorprende però che a far la predica sia proprio il capo di un governo che è riuscito, lui sì, a danneggiare le imprese siciliane con il flop del click day e della cassa integrazione. Non ci risulta nessuno si sia dimesso, quindi farebbe meglio tacere. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Locurto commentando le dichiarazioni di Musumeci durante l'intervento all'Innovation Days de Il Sole 24 Ore. Eppure il collegio ispettivo è stato formato grazie ai componenti Giovanni Bologna, che avrà funzioni di coordinatore delle attività del collegio, e dei docenti Giacomo Gargano e Giuseppe Lurré. I 3 professionisti hanno adesso 10 giorni di tempo per l'assolvimento dell'incarico. In particolare il governatore nella missiva scrive: è necessario procedere con un'apposita attività ispettiva alla verifica delle cause che hanno determinato la richiamata sospensione e annullamento della procedura di ricezione delle istanze prevista per l'avviso pubblico bonus Sicilia. La cassa integrazione per il Covid resta un miraggio per 28.000 siciliani, il flop per problemi legati all'INPS e ritardi del Ministero del Lavoro. I più colpiti gli artigiani che non ricevono l'assegno da 6 mesi. C'è il servizio.
6 mesi dopo la chiusura l'assegno non è ancora arrivato, ma le aziende non sono ripartite e in alcuni casi non lo faranno mai più. Per 28.000 siciliani dopo le polemiche della primavera la cassa integrazione è rimasto un miraggio. Circa un decimo dei lavoratori che avrebbero avuto diritto agli ammortizzatori sociali a causa della crisi economica provocata dal coronavirus è rimasto a bocca asciutta, almeno da maggio per problemi burocratici dell'INPS o per i ritardi del Ministero del Lavoro. E anche se adesso i finanziamenti si stanno sbloccando, i soldi non sono ancora materialmente arrivati a destinazione. Il problema riguarda per lo più gli artigiani. L'EBAS, la cassa di previdenza della categoria, da maggio in poi non ha avuto la disponibilità economiche per staccare l'assegno dovuto a 27.000 lavoratori siciliani dopo la cessazione dell'attività di 11.000 aziende. L'intoppo in questo caso dipendeva dal Ministero del Lavoro. Per sbloccare gli ammortizzatori sociali per questa categoria in Sicilia serviva che Roma mettesse a disposizione 1 milione di euro e il finanziamento è stato sbloccato solo all'inizio del mese e si limiteranno a coprire maggio, giugno e parte di luglio. Ci sono poi i cassaintegrati INPS. In questo caso il grosso delle pratiche è già andato in porto. Gli assegni staccati sono stati circa 250.000 e sono arrivati a destinazione alla fine della primavera dopo le polemiche sui ritardi della Regione e lo scontro sulla piattaforma informatica utilizzata da Palazzo d'Orleans. Anche all'apice dello scontro a 3 fra il governatore Musumeci, l'assessore regionale al lavoro Antonio Scavone e l'allora dirigente del Dipartimento Lavoro Giovanni Vindigni. Si concluse con il siluramento di quest'ultimo. Adesso sono rimasti fuori circa 1.000 lavoratori per i quali ci sono problemi legati alla completezza della documentazione. Non ci sono però solo loro fra i dipendenti che attendono un via libera, ci sono anche quelli degli aeroporti di Catania e Comiso, perché nella Sicilia in crisi per il coronavirus, spenti i riflettori sull'emergenza ammortizzatori sociali, c'è ancora gente che aspetta. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, all'evento online Innovation Day del Sole 24 Ore usa toni durissimi sui regionali e sull'intera istituzione da lui guidata. Per essere assunti, dice, bastava una telefonata. Il 70% dei dipendenti regionali è inutile, non è gente digitalizzata. Vediamo. Ho detto che l'80% dei dipendenti regionali è assolutamente inutile alle funzioni programmatiche della regione. Lo ripeto. Alle ore 11 di ieri era programmato il suo intervento in merito a progetti e idee. La cornice era il live streaming di Innovation Day del Sole 24 Ore, ovvero come vinceremo le sfide di domani, un viaggio attraverso i distretti industriali e i territori alla ricerca delle imprese che non si sono fermate. Delle 8 tappe previste, ieri era il turno di Sicilia e Sardegna per raccontare le nuove sfide e i nuovi obiettivi delle isole che ripartono. A quel punto il governatore dell'isola Musumeci sferra l'attacco, affermando che il 70% dei dipendenti regionali è assolutamente inutile e che la regione non era fatta per risolvere i problemi, ma per diventare un ammortizzatore sociale, che è stata la più grande industria per 70 anni della Sicilia, dove si poteva entrare anche senza concorsi, con un biglietto da visita, con una telefonata. Continuando col dire che non avere il coraggio di affermarlo è davvero criminale. E parlando di numeri, Musumeci ha continuato: 19.000 dipendenti, 5.000 sono andati in pensione, ne rimangono 13.000 col 50% di fascia A e B non funzionali a rendere efficiente la macchina regionale. Non si fa un concorso dal 1991, continua il governatore della Sicilia, è il più giovane a 58 anni, non è gente digitalizzata, non è abituata a lavorare in un contesto diverso competitivo come oggi richiede la pubblica amministrazione, concludendo che è con questa macchina che deve fare i conti giornalmente e che, se richiama un dirigente, l'indomani ha lo stato di agitazione di tutte le sigle sindacali. Dal fronte opposto tuonano Giuseppe Badagliacca e Angelo Locurto della SIAD Cisal. Dopo il flop del Clicky Day, Musumeci farebbe meglio a tacere, torna a scagliarsi contro i dipendenti regionali ribadendo le frasi offensive dei mesi passati, contro le quali abbiamo già sporto querela. Così invece Gaetano Agliozzo e Franco Campagna, funzione pubblica CGIL, Paolo Montera e Fabrizio Lercara, funzione pubblica CISL, Enzo Tango e Luca Crimi, funzione pubblica Will, Fulvio Pantano e Francesco Madonia del Sadirs, Dario Matranga e Marcello Migno del Cobas Codir. In sintesi, il presidente Musumeci ignora come funzionano gli uffici della regione che lui stesso guida, altrimenti non si spiegano questi attacchi ripetuti attraverso la stampa. Questa è stata la regione siciliana e non avere il coraggio di dirlo è davvero criminale.
Le hanno rubato diverse foto da Facebook ed hanno aperto un profilo falso su un sito con tanto di chat per incontri. La scoperta è arrivata grazie ad una telefonata di un amico che ha visto le foto online. Una 35enne di Agrigento incredula ha verificato la cosa. In effetti c'erano delle sue foto rubate sul social network e inserite in un profilo con un nome diverso ed era stata cambiata anche l'età e la città d'origine. La vittima è corsa immediatamente a denunciare i fatti alle forze dell'ordine. Gli appartamenti, le scuole, i servizi pubblici di Fontanelle, Monserrato e Villa Seta d'Agrigento potranno dire addio al costo della bolletta della luce, installando dei pannelli solari gratuitamente. Stamani conferenza stampa del sindaco uscente Lillo Firetto. Era lì il nostro direttore Arturo Cantella. Un nuovo programma di riqualificazione energetica nei quartieri, questo è il tema della conferenza stampa che il sindaco Lillo Firetto di Agrigento ha svolto questa mattina in piazza 25 aprile a Villa Seta. Con l'ecobonus avviamo, attraverso una convenzione che svilupperemo con l'assessorato alle infrastrutture e con il GSE, il gestore elettrico nazionale, un sistema sperimentale per 2 quartieri che sono il quartiere di Villa Seta Monserrato e il quartiere di Fontanelle. In che cosa consiste? Consiste nell'abbattimento del costo bollette attraverso una operazione che si effettuerà con una ESCO. L'ESCO avrà il compito di monitorare e soprattutto vedere la capacità di immagazzinamento di energia elettrica, come è noto che si fa in tutte le volte che si realizzano fotovoltaico oppure solare termico, e lo faremo sulle palazzine popolari sia di Villa Seta Monserrato sia di Fontanelle. Perché dico coinvolgendo l'assessorato alle infrastrutture con una convenzione che sarà successivamente proposta, perché il partenariato è a costo sostanzialmente zero per l'assessorato infrastrutture. Chi saranno i beneficiari di questi saranno le famiglie, che potranno vedere un abbattimento considerevole del costo dell'energia elettrica per coloro che abitano questi edifici di edilizia privata. Stessa operazione si effettuerà su edifici pubblici, uno è il centro sociale di Fontanelle, l'altro è la caserma dei vigili urbani qui di Villa Seta. Coinvolgeremo anche la piscina comunale, perché questo determinerà un forte abbattimento dei costi di gestione anche della struttura. L'operazione, a ben guardare, non è solo una riduzione drastica delle bollette per le famiglie che abitano queste strutture, ma è anche un'operazione di manutenzione di questo vasto patrimonio che noi abbiamo. A ben guardare, questa operazione è una grande operazione che incide sul patrimonio immobiliare e sulle manutenzioni straordinarie. Io qui dietro, proprio a Villa Seta, ho frequentato la scuola materna con mio fratello Angelo. Sono stato 2 anni fa in quei luoghi per questioni di ordinaria attività amministrativa, chiamato da cittadini, ho visto che quell'edificio è uno stato di assoluta fatiscenza, e questo vale per tanti. L'Istituto Superiore Odierna di Palma di Montechiaro vittorioso all'Hackathon ideato dal Ministero. Erano state selezionate 12 scuole d'Italia. L'argomento era il Giro d'Italia. Vediamo. Si aggiudica la maglia bianca del Giro H 2020, promosso e organizzato dal Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Giro d'Italia, il Team Sicilia. Un percorso molto intenso che sicuramente stimola le competenze degli alunni e soprattutto dà loro la capacità di lavorare in gruppo e di mettersi in gioco attraverso una sana competizione. Viva lo sport, viva l'hackathon, viva la scuola che anche in un momento come quello che stiamo attraversando riesce a stimolare gli alunni verso traguardi sempre più alti. Il Team Sicilia, rappresentato dall'Istituto Superiore Odierna di Palma di Montechiaro, ha conquistato la maglia bianca, cioè il premio scuola nel Giro H organizzato dal Ministero dell'Istruzione.
Gli studenti, guidati dai docenti Carmelo Ferrara e Rosario Vaccaro, hanno realizzato il dossier che meglio esalta il contributo e la centralità della scuola nell'organizzazione della tappa. Questo è quanto si legge nella motivazione della vittoria. Ancora un successo dunque per la scuola diretta da Annalia Todaro, che continua a distinguersi nel panorama scolastico italiano. Si è spento mercoledì scorso il preside Antonio Manzone di Montallegro, in pensione ormai da 2 anni. Ha ricoperto l'ultimo incarico di dirigente al Liceo Scientifico delle Scienze Umane e Politi di Agrigento. Per più di 10 anni è stato alla guida della scuola agrigentina, che ha diretto con competenza e professionalità, portandola a diventare uno dei licei più ambiti della provincia. Ha iniziato la sua attività lavorativa negli anni '80 come docente di matematica e fisica a Vicenza. Dopo l'esperienza in Veneto è ritornato in Sicilia, dove ha insegnato in diverse scuole dell'Agrigentino prima di passare al nuovo incarico di dirigente agli inizi degli anni 2000, assumendo fra l'altro la direzione dell'Istituto Professionale Fermi di Aragona, dell'Istituto Comprensivo Scaturro di Sciacia e per ultimo del Liceo Politi di Agrigento. Diversi gli attestati di stima e di apprezzamento che stanno giungendo da tutta la comunità scolastica a testimonianza del riconoscimento per l'impegno profuso e della competenza dimostrata dal preside Manzone. I funerali oggi alle 17 nella chiesa Immacolata di Montallegro. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Omicidio Passafiume, il comune di Cianciana si costituisce parte civile. Filippo Sciara, 56 anni, accusato di aver ucciso nel 93 Diego Passafiume, imprenditore che non si piegò alle regole di Cosa Nostra. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Il sindaco del comune di Cianciana, Francesco Marturana, unitamente alla sua giunta, avendo appreso recentemente da informazioni di stampa che è stata celebrata l'udienza preliminare a carico di Filippo Sciara, 56 anni, già affiliato alla famiglia mafiosa di Siculiana, accusato dell'omicidio dell'imprenditore ciancianese Diego Passafiume, ucciso il 22 agosto 93 a Cianciana, ha deliberato in data 15 ottobre di costituirsi parte civile. A distanza di quasi 30 anni e dopo una svolta nelle indagini avvenuta nel 2018, Sciara è accusato di omicidio premeditato ed efferato, con l'aggravante di aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra nei confronti dell'imprenditore ciancianese, allora 41enne, che operava nel settore del movimento terra, ucciso mentre era alla guida della propria auto, insieme alla moglie, alla suocera e ai bambini, e raggiunto da alcune fucilate, di cui l'ultima in pieno viso. All'udienza preliminare, che si è svolta lo scorso 6 ottobre, si è costituita parte civile l'Associazione Cittadini contro le mafie e la corruzione. Il comune di Cianciana, con la delibera della giunta, si è costituita parte civile all'udienza fissata nel prossimo mese di gennaio nei confronti di Sciara Filippo, accusato in concorso con altri per l'omicidio dell'imprenditore ciancianese Diego Passafiume, nell'ottica della finalità statutaria del comune di adottare ogni utile azione, in primis la costituzione come parte civile nei processi di mafia per la diffusione della cultura della legalità. L'amministrazione comunale ha conferito l'incarico all'avvocato Lucia Lo Scalzo del Foro di Agrigento. Il patronato Inca CGIL compie 75 anni al Polo Universitario di Agrigento, via ad una tavola rotonda per discutere sul futuro e sul ruolo del patronato. Vediamo. Oggi un'importante iniziativa che parla del futuro dei patronati. La CGIL è caratterizzata con l'azione attiva e fattiva dell'Inca nel territorio agrigentino, alla presenza anche del segretario nazionale appunto del patronato stesso. Il mondo del lavoro cambia, si arricchisce sempre di più competenze, la pubblica amministrazione diventa sempre più digitale, il patronato acquista un ruolo determinante per consentire ai cittadini di usufruire dei servizi. Quindi il nostro incontro di oggi vuole analizzare tutte le difficoltà che ancora esistono rispetto a questa intermediazione tra cittadino e pubblica amministrazione che eroga i servizi. Abbiamo bisogno di maggiore celerità perché la pubblica amministrazione da troppi anni non fa assunzioni e questo ne risente nella risposta e i cittadini giustamente poi si riversano nei patronati. Con questo incontro, partendo da questo incontro, solleciteremo Roma
a tenere conto che i patronati stanno facendo grandi investimenti per sopperire alle difficoltà della pubblica amministrazione in termini tecnologici, economici e delle risorse umane, e quindi con il nostro presidente nazionale Michele Pagliaro dell'Inca, con il direttore dell'INPS, dell'ASPE e dell'INAIL facciamo il punto sulla situazione locale. Noi siamo a livello territoriale, siamo il primo patronato per quanto riguarda il CEPA. Oggi abbiamo fatto questa iniziativa che ci vogliamo confrontare con gli enti previdenziali. Io ritengo che c'è stato fatto un errore da parte del governo nazionale per quanto riguarda fare taglio ai patronati. Oggi vogliamo mettere in risalto il ruolo e la funzione del patronato, perché il patronato oggi sta sopperendo a quelle che sono le inefficienze da parte degli enti previdenziali. Dove va il patronato? Un ente importante secondo noi che serve da tessuto anche di traino al tessuto sociale di una città, che però insomma tempo fa qualcuno voleva anche toglierli di mezzo. Sì, diciamo che la nostra attività si lega anche, diciamo, a quello che vuole essere un presidio di prossimità a disposizione delle persone che ce lo chiedono. Noi, diciamo, probabilmente siamo stati riscoperti in questa fase di pandemia, quando, diciamo, anche autorevoli istituti pubblici come l'INPS e l'INAIL sono rimasti chiusi e i patronati sono diventati protagonisti di un flusso diretto e indiretto, anche per via, diciamo, della normativa che ci ha dato una mano, perché ci è stato consentito di lavorare anche a distanza, perché la caratteristica dei patronati è avere, diciamo, la persona davanti che dà un mandato di patrocinio per quella pratica. Oggi con l'articolo 36 del DL 18 questa possibilità di lavorare a distanza è servita a risolvere i tantissimi problemi delle persone a cui per esempio durante la pandemia sono state riconosciute tutta una serie di possibilità, mi riferisco alla partita dei bonus. E io credo che la dimensione sociale dell'Inca, che va oltre, diciamo, le pratiche tradizionali, le pratiche che tra l'altro ci vengono in alcuni casi pagate, lo dico perché su oltre 3.200.000 pratiche che l'Inca lavora sul territorio nazionale all'anno, solo 700.000 sono le pratiche, diciamo, che il Ministero poi ci paga, le altre sono pratiche non statisticabili, e questo a dimostrazione del ruolo e della funzione sociale che l'Inca svolge. Naturalmente dove si va? Si va verso un futuro dove credo che ambiti come quello della telematizzazione, come quello della sburocratizzazione dovrebbero segnare, diciamo, un'accelerazione, e noi siamo lì da un lato pronti a raccogliere queste sfide di trasformazione del Paese e dall'altro lato pronti a rispondere ai bisogni delle domande delle cittadine e dei cittadini che si rivolgono ai nostri uffici. I vostri rapporti con i patronati in generale come si caratterizzano, direttore? Allora, io penso che sia noi che loro diamo servizi, quindi questo è il punto in comune. Poi ci preoccupiamo di aiutare le persone più deboli o più in difficoltà, perché per quanto è la mia esperienza il patronato sostiene, supporta, consiglia, guida famiglie, professionisti, agricoltori, tutte le attività che noi nei nostri paesi abbiamo. Io mi devo fare la parte sanitaria, quindi non auguro a nessuno, non propongo a nessuno i nostri servizi da parte nostra. Noi dobbiamo essere pronti a poter dare il nostro servizio, solo quando serve. Il Partito Democratico, articolo 1, CGIL, UIL, e quindi già 4 soggetti sociali e politici, hanno posto un problema di utilizzare sul Recovery Fund, che sostanzialmente è questo importante contributo che sarà dato a tutti i paesi europei per superare la pandemia, che per l'Italia sono 209 miliardi, di cui il 34%, vale a dire 72 miliardi, debbono essere spesi al Sud. In questo ragionamento importante programmatico il metodo è fondamentale, e nel metodo ci sono due strade. Una che è quella che è stata messa in campo dal Presidente del Consiglio Conte, il quale, come voi sapete, nel mese di fine luglio, primi di agosto, per 7 giorni
ha sentito tutti i soggetti portatori di interessi e ha raccolto tutti i programmi che questi mettevano in campo per realizzare progetti che evidentemente potessero sul terreno della riconversione ecologica ed energetica del sistema industriale in termini green, sul terreno della digitalizzazione del Paese, sul terreno della infrastrutturazione del territorio verso la mobilità, sul terreno della ricerca, sul terreno della scuola eccetera, per poter dare a questo Paese, diciamo, un nuovo volto in termini di sviluppo. E quella è una strada. Il sindaco di Messina ha seguito la strada opposta, cioè quella di sedersi insieme al suo vice sindaco che ha la delega per queste progettazioni, fra l'altro evidentemente, e hanno presentato questi 632 milioni. Noi riteniamo che questo metodo sia sbagliato. Opere che sono state scelte appunto senza un criterio di confronto secondo le priorità immaginate in questo momento dall'amministrazione comunale, ma non è detto che poi queste opere comunque ottengano questi finanziamenti. Ecco perché forse Messina doveva presentarsi a questo appuntamento dando anche un segnale di condivisione e di unità che non c'è stato. È in linea con lo stile De Luca, non cambia nulla, prosegue e quindi l'unico elemento di novità è che il vice sindaco segue i difetti del sindaco non avendo i pregi del sindaco. Da questo punto di vista noi riteniamo che sia fondamentale, anche perché questi progetti lui li presenta non solo come sindaco della città metropolitana, ma anche come sindaco della città di Messina, ma anche come sindaco della città metropolitana, la vecchia provincia. E quindi non c'è dubbio che anche i sindaci hanno il diritto di dover mettere in campo le loro ipotesi progettuali per il territorio. Ecco perché noi riteniamo che l'aspetto, come diceva lei, del coinvolgimento dà poi evidentemente la forza a poter un territorio presentare e le rappresentanze ai livelli giusti difendere quelle che sono le ipotesi progettuali. Domani è il primo weekend Fai d'autunno ad Agrigento, una delle tappe è il giardino Fai della Colimbetra, fiore all'occhiello del Parco Valle dei Templi. Arturo Cantella. Al via 2 weekend consecutivi, 2 sabati e 2 domeniche per i luoghi Fai del Cuore aperti, le giornate di autunno. Ecco, parliamone, quali sono i luoghi che interesseranno la nostra provincia e perché è importante questa iniziativa? Beh, innanzitutto questa iniziativa è importante perché la Fondazione, nonostante il momento turbolento che stiamo affrontando, ha deciso, nonostante le difficoltà, di mantenere aperte le giornate Fai d'autunno. Un'apertura che simboleggia tanto per il nostro territorio italiano in generale, ma per il nostro territorio in particolare perché siamo fatti di cultura e siamo fatti di bellezza. Queste giornate sono dedicate per tutte le persone che ci tengono alla bellezza e non vogliono che la cultura venga che passi in secondo piano. In queste giornate ad Agrigento in particolar modo si apriranno il complesso dei Liguorini e la biblioteca lucchesiana, 2 beni bellissimi situati in via Duomo che conosciamo tutti e che questa sarà l'occasione per rivedere in nuove vesti e anche sotto particolari aspetti in questo momento. Ricordiamo che per evitare calchi e assembramenti è consigliata la prenotazione online disponibile sul sito del Fai, Fai Prenotazioni. Mentre ad Aragona saranno aperti ben 3 siti, uno di questi sarà la Chiesa della Provvidenza con un Cristo Nero ligneo veramente bello e interessante da vedere, i musei diocesani con tutti i tesori della Chiesa di Aragona e poi l'atelier dell'artista Salvatore Bellanca. Particolarissimo, un luogo pieno e ricco di colori, una visita veramente consigliata. Un evento che è dedicato alla Crespi, recentemente scomparsa, e ricordiamo anche il giardino Fai della Colimpetra, un luogo, diciamo, che il Fai è proprio volto ad adottare.
Sì, quest'anno Giulia Maria Crespi, la nostra fondatrice della fondazione, ci ha lasciato ed è proprio per questo, in onore a lei, che queste giornate si terranno in sua memoria. Il Giardino della Colimbetra, in occasione delle giornate FAI d'autunno, avrà un programma fittissimo con tantissimi eventi straordinari che vi sproniamo ad andare a guardare nel sito del FAI. La Fortitudo Agrigento in un silenzioso pala Moncada ha battuto nel derby di Supercoppa LNP la Virtus Ragusa 73-63. I biancazzurri sempre in vantaggio, hanno esordito in una gara ufficiale con una importante vittoria. I biancazzurri guidati da coach catalani hanno portato a casa la prima vittoria con una superba prova del capitano Albano Chiarastella, autore di 20 punti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.